Amici di Calcio Napoli 24 TV, ben ritrovati, non sono più da solo, non c'è più Marco Lombardi, ma abbiamo un graditissimo ospite, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Sindaco, buonasera e grazie per averci raggiunto. È un ritiro che sta andando avanti sotto le migliori speranze, chiaramente da parte dell'amministrazione comunale, che si è spesa molto per avere qui il Napoli. È il terzo anno di un primo contratto da 6 che può essere allungato. Un primo bilancio della questa prima settimana, come lo possiamo tracciare, definire? Sì, non dico al di sopra delle aspettative, ma insomma colte in pieno, sia nella entità, nella portata delle presenze. Ovviamente sono presenze che soddisfano la nostra città, più o meno il territorio, e sia nel clima, che non è un dettaglio. Clima che si declina intorno al piacere, al vivere un ritiro a mo' di vacanza sostanzialmente, insomma beneficiando un po' di tutte le opportunità che la nostra cittadina mette a disposizione, e credo che la fruizione dei servizi sia stata piuttosto ampia e piena. Quindi questo bilancio è assolutamente positivo, manca oramai questo scorcio di settimana che insomma è ancora caratterizzato da 2 incontri di calcio amichevoli, quindi staremo a vedere queste altre due partite, che insomma che squadra verrà fuori, che tipo di gioco verrà fuori. Ci auguriamo i primi 20 minuti della seconda partita. Speriamo non certo il secondo tempo di Napoli-Mallorca. Da un punto di vista delle presenze siamo in linea con i dati che vi aspettavate? Magari non per le amichevoli, chiaramente, di cui parleremo dopo, ma almeno da un punto di vista proprio logistico di strutture alberghiere, la percentuale vi trovate un po' con quelle che erano le vostre speranze? Sì, noi abbiamo avuto un overbooking da subito, perché poi questa data è stata resa nota in largo anticipo, lo sapete bene, no? Quindi già da qualche mese prima erano note le date di arrivo e di ripartenza. Erano già state prospettate le partite amichevoli con le date più o meno indicate, nei periodi poi definiti, e da lì è scattata la corsa alle prenotazioni, che poi in realtà ha determinato il tutto esaurito rapidamente, ma diamo anche un dato del circondario che più o meno registra il tutto esaurito anche nei comuni limitrofi. Ecco, da un punto di vista delle presenze, chiaramente hanno fatto molto rumore il fatto che gli allenamenti siano giustamente a porte aperte, con capienza a 5.000 spettatori, come lei ci aveva raccontato già prima dell'inizio del ritiro, e con le amichevoli, perché contro la Dana Demirspor metà del settore distinti era pieno e il resto dello stadio purtroppo non dava un grosso colpo d'occhio. Contro il Mallorca circa 2.500 spettatori. A cosa si può addurre questo mancato pienone? Perché chiaramente poi l'amichevole è la partita quando vedi i giocatori fare quello per cui sono pagati, e il mio punto interrogativo rimane sempre sui prezzi, cioè mentre metti 30-40 euro a me sembra darsi la zappa sui piedi. Sì, se la analizziamo dal punto di vista commerciale non ha dato un riscontro positivo, perché se si sperava di fare il tutto esaurito con i prezzi, diciamo, definiti, poi alla fine così non è stato. Se si voleva limitare l'accesso, forse il risultato è stato colto, non ho idea, però insomma mi auguro davvero che questa esperienza di quest'anno, che io credo sia l'esperienza che poi andremo a replicare nelle successive annualità, sia quantomeno da esempio per rettificare questo tipo di definizione dei prezzi delle partite, perché insomma è chiaro che gli allenamenti sono andati benissimo, abbiamo avuto costantemente la tribuna distinti oltre le 2000 presenze, in qualche giornata anche siamo arrivati anche a 4, perché poi riempita la tribuna coperta e anche la curva abbiamo raggiunto queste cifre. Rimaneva libera soltanto la curva alla destra della tribuna stampa, per intenderci. Quindi sostanzialmente io penso che fondamentalmente sia insomma questa
differenza marcata tra partite e allenamenti possa indurre la società a rivedere per il prossimo anno un po' quella che è stata la scelta commerciale della vendita delle partite. Ecco, la società, in tanti ci hanno scritto, caro sindaco, di una certa distanza tra società e tifosi, nel senso, le sessioni di autografi non erano previste, però sono state, tra virgolette, imposte dal calore dei tifosi al termine degli allenamenti, sotto gli distinti, con i calciatori, lo stesso Spalletti, bombardati di maglie, sciarpe, qualcosa da firmare chiaramente. E stasera, per chi ci sta seguendo, oggi martedì 2 agosto, l'incontro con 3 calciatori del Napoli in piazza: Politano, Zerbin e Gaetano, che arriva dopo quasi 10 giorni. Il fatto che non ci siano stati questi eventi uno come se lo spiega? Perché io sinceramente ci ho visto mancata apertura anche da parte della società. È qualcosa su cui avete voi spinto, voi come amministrazione comunale, per far avvicinare comunque il maggior numero di tifosi alla cittadina, a prescindere da allenamenti o partite? Ma guardate, io all'inizio l'abbiamo un po' trascurato questo aspetto, perché quando c'è stato comunicato il programma, 14 giorni, un bel periodo, Certo. abbiamo visto questa grande apertura degli allenamenti, quasi tutti a porte aperte, e quindi avevamo dato un po' per scontato che fosse stato un ritiro molto partecipato, soprattutto relazionato tra pubblico e squadra. Poi un giorno dietro l'altro è mancata invece la presenza dei giocatori, che poi abbiamo sollecitato. Io ho raccolto l'amarezza, la sollecitazione dei tifosi, e abbiamo rappresentato almeno in questa parte di questa settimana l'esigenza di almeno le firme, le autografi sugli abbigliamenti, di farle rapidamente e utilizzare tutti i giorni che ci dividono da qua la chiusura del ritiro. Ovviamente abbiamo in piazza anche 3 giocatori questa sera, e credo anche che qualche altra serata ci saranno ancora, quindi sicuramente nella prima settimana qualcosa in più si poteva fare. Certo, è un ritiro che È come se le stesse lasciando un po' l'amaro in bocca, non so se è una sensazione no, che... per certi aspetti sì, allora quello che è stato molto gratificante è stata invece l'apertura dello stadio. Questa penso che è ineccepibile, certo, al netto del problema dei prezzi. Per quanto attiene invece alla partecipazione dei giocatori ai eventi pubblici, sì, nel senso da una parte è stata totalmente carente, abbiamo avuto una toccata e fuga una mattinata qua di altri 2 giocatori, però in questo periodo mi auguro serva almeno a recuperare il recuperabile, perché poi il tempo è passato e non ci darà più spazio. Ora le curiosità sono tutte basate su queste ultime chiusure del calciomercato e magari l'arrivo di un nuovo calciatore qui può far arrivare nel fine settimana, oltre all'ultima partita, un numero di tifosi ancora maggiore. Però abbiamo il sentore che le ultime 2 partite, cioè quella di domani e quella di sabato, saranno partite molto più partecipate. Ma avete già qualche dato? Nel senso, contro il Mallorca c'erano circa 2500 persone, sul 50% della capacità. Io penso che sabato la possibilità che andiamo in sold out ci sia. Perfetto, nonostante i prezzi abbastanza alti. Certo, tutti vorrebbero gli accrediti. Però anche il segnale che riceviamo noi da chiamate, mo lasci immaginare tutto, certo, un biglietto qui, un biglietto lì. Quello denota la maggiore attenzione che sta avvenendo per la partita di domani e soprattutto per quella di sabato, quindi in linea di principio non possiamo quantomeno ipotizzare che la partita di sabato, in particolare poi capita bene, sabato fine settimana, siamo già in agosto, quindi è immaginabile già che sia un fine settimana vacanziero sostanzialmente, certo. Possiamo immaginare che sia una partita, poi tutti attendono quella squadra che entrerà in campo, che diamo un po' per scontato che sarà quella che giocherà a Ferragosto, quindi voi ne capite molto meglio di me di questi aspetti, quindi queste curiosità determineranno una maggiore partecipazione. Ecco sindaco, per fare un'altra volta chiarezza, perché poi in tanti ci scrivono sempre i prezzi, chi li ha decisi, sono troppo alti, possiamo dire che i prezzi li ha decisi
il Napoli, non il comune di Castellisangro. No, assolutamente sì, poi questo era già nel contratto, negli accordi, che tutto ciò che attiene alle amichevoli è una vicenda ad appannaggio della società. Io purtroppo li ho saputi dalla stampa. Cioè il Napoli non l'ha saputo dalla nota stampa. È anche colpa mia, nel senso che non ho avuto modo cioè non ho pensato di rappresentare, non mi avrebbero dato ascolto, però anche il rimorso di non averci provato ce l'ho. Il prossimo anno, quantomeno, vorremmo insomma concertarlo un po', ma la gradualità, la differenza tra un evento e un altro, quello che capita di fine settimana e quello che capita in fine settimana, gli orari, io penso che è una differenziazione, anche il livello del club che si incontra, no? Io penso che una differenziazione sia un po' scontata. Ecco, le squadre ospitate ad Adana Demirspor, Mallorca, Girona ed Espanyol, ve ne siete occupati voi in quanto amministrazione comunale o regione Abruzzo, no. I costi sono stati sostenuti dal Napoli? Noi abbiamo soltanto diciamo, organizzato la location, cioè li abbiamo collocati, poi è tutto a spese dell'organizzazione loro, non abbiamo curato, non abbiamo sostenuto nessun costo. Ovviamente abbiamo coordinato gli orari, l'arrivo, i luoghi, il teatro per gli allenamenti, un po' qua, un po' su negli altri teatri, a Carasa di Bisogno. Questi ce ne siamo occupati, ma soltanto per coadiuvare questa azione, ovviamente stando sul posto e dovendolo fare in una fase in cui il Napoli non è qua, quindi ci siamo occupati noi stessi di curare questi aspetti. Ultime 3 curiosità, poi chiaramente la liberiamo e andremo anche in pubblicità. La prima, Luciano Spalletti ha non soltanto incontra chiaramente la squadra nella struttura principale di Rivisondoli, però alloggia proprio qui a Castellisangro. Spesso alcuni tifosi, anche alcuni abitanti comunque della cittadina, lo hanno incontrato la mattina camminare liberamente tra le vie. Io l'ho incontrato, no. L'hai incontrato anche lei? Sì, casualmente. Ma un po' meravigliato, però insomma. Dove stiamo andando? Adesso ce la racconta questa cosa. Via Porta Napoli, la direzione verso Napoli. No, vabbè, io penso che Luciano Spalletti non si sottragga a nessun tipo di richiesta, abbiamo bisogno di una disponibilità straordinaria, garbo, e non l'abbiamo mai visto turbato, è sempre molto discreto nelle relazioni. Io penso che il profilo della persona sia questo. E io credo anche una cosa, tutta la polemica legata alla campagna vendite dei giocatori, io penso che lui in fondo un'idea precisa di quella che sarà la squadra da mettere in campo ce l'abbia, perché un allenatore di tale calibro, insomma, prestigio e considerazione, non si lascia trascinare in un'avventura, per cui penso che la garanzia sia più la sua presenza e la sua relativa tranquillità, insomma un campionato rispetto al quale il Napoli avrà impegni piuttosto, insomma, importanti, quindi non è immaginabile che si possa improvvisare, insomma, o affrontare una sfida di quella portata con una compagine non adeguata. Io penso che lui l'idea chiara ce l'abbia molto bene. Ha incontrato De Laurentiis, che finora a Di Mauro non si era mai visto, adesso è sostanzialmente nel bunker di Rivisondoli. Lo ha incontrato in questo ritiro? Io lo sento tutti i giorni, incontrato ancora no, lo incontrerò. Ieri sera mi aveva invitato, ma purtroppo avevo una concomitanza, non ho potuto, ci andrò tra domani e dopodomani. Ma cosa ne pensa di questo ritiro? Perché suppongo abbiate chiaramente discusso un po' di quello che è questi primi 10 giorni, le strutture. Ma guardi, lui fondamentalmente la fiducia in noi l'ha acquisita subito, ma tutto lo staff, che ricordo un po' a tutti, noi abbiamo organizzato questo ritiro la prima volta in 15 giorni, avevamo tutti altri impegni dismessi e concentrato tutto il sistema sull'allestimento, e insomma ve lo ricorderete bene, tra quello che abbiamo messo in campo nella struttura dello stadio, fuori e nell'intermedio, quindi abbiamo messo su un sistema che ovviamente ha retto a una novità così importante. Noi non siamo nuovi al calcio, fortunatamente abbiamo esperienze importanti, abbiamo ospitato anche l'Inter a Castellisangro, quindi insomma non è proprio una novità. Ospitiamo normalmente
le nazionali della FIGC, è ripartita la nazionale è partita il 21, Sì. Napoli è arrivato il 23, adesso il 18 settembre arriva l'Under 21, farà un ritiro e 2 amichevoli, una a Pescara e una qui a Castellisangro con il Giappone qui a Castellisangro, quindi diciamo sul calcio quantomeno siamo un po' pronti. Quindi questa che è stata questo rodaggio, questa esperienza ha fatto in modo che noi fossimo pronti la prima volta e abbiamo man mano ogni anno cercato di rendere più normale possibile il ritiro, come quest'anno che alla fine avete visto qua abbiamo coinvolto il centro, perché noi insomma l'obiettivo diciamo definitivo, quello finale tra virgolette per assestare nella formula ideale il ritiro era il coinvolgimento del centro, e così abbiamo fatto, per la prima volta abbiamo voluto farlo e fortunatamente insomma le cose stanno andando bene, proprio nel modo in cui siamo adesso, in un totale rilassamento e serenità. Assolutamente, col sorriso sulle labbra. Ultimissima, di questo ritiro di Castellisangro sappiamo tantissime cose, ce ne dica una che in questi 3 anni l'ha stupita di più, se è accaduta quest'anno o nei 2 anni precedenti, una scena che l'ha colpita particolarmente. Ma guardi, più che scena è lo scenario, nel senso, quello che non immaginavo tanto è il seguito dei media, che è consistente, intensivo, garbato e tra l'altro la cosa che mi ha fatto enormemente piacere il supporto, perché noi guardate attraverso voi abbiamo trasmesso dei messaggi importanti, perché se abbiamo potuto gestire 2 anni di criticità sanitaria l'abbiamo fatto perché ci avete aiutato voi. Far passare, cioè quando abbiamo detto attenzione, non precipitate a vedere gli allenamenti perché bisogna avere il tagliandino per entrare allo stadio, l'hanno rispettato tutti, ne abbiamo avuto la ressa davanti erano 2000 spettatori, sì. Ricordo a tutti che abbiamo aperto lo stadio, i primi in Europa, cioè quella comunicazione che abbiamo fatto attraverso voi, quindi quelle raccomandazioni, hanno portato ci hanno dato la possibilità di poter gestire una situazione a tratti rischiosa, perché non è scontato che uno dà un messaggio, quindi questa grande alleanza che si è costituita spontaneamente con voi è stata una cosa formidabile, e poi non basta ringraziarvi per tutte le belle parole che spendete per la vostra cittadina, che sinceramente è quello che alla fine ci serve. Assolutamente sì. Sindaco Angelo Caruso di Castellisangro, grazie per averci fatto compagnia, non vediamo l'ora di possiamo darci anche del tu. Non vediamo l'ora di ritrovarti qui da qui a sabato, chiaramente per tutti i nostri appuntamenti.